con noi Claudio Scarpa, direttore dell'AVA, l'Associazione Veneziana Albergatori, un'associazione importante, un colosso, se si pensa a quanti alberghi ci sono a Venezia e anche a quanti ce ne sono poi a Mestre, perché ce ne sono molti che appunto si sentono rappresentati e sono rappresentati dall'associazione. Con Claudio Scarpa parliamo del turismo e di come sta cambiando, di come è cambiato a Venezia. In particolare in questi ultimi anni quanto è cambiato? Ma io posso dire che da quando sono giunto in AVA, circa nel 2000 fino al 2012, i posti letto sono aumentati di circa il 90% e i turisti sono aumentati di circa il 50%. Significa che c'è stato uno stravolgimento dell'offerta ricettiva dovuta non tanto all'apertura di nuovi hotel, ma soprattutto all'apertura di ricettività extra-alberghiere. Quando parlo di ricettività extra-alberghiera parlo soprattutto di affittacamere, appartamenti e bed and breakfast, soprattutto i bed and breakfast. E turismo che è cambiato tra le altre cose anche nella sua composizione. Noi vivevamo come albergatori, vivevamo soprattutto del turismo americano, del turismo europeo e negli ultimi anni invece, e del turismo italiano, negli ultimi anni invece il turismo italiano è diminuito moltissimo, effetto della crisi, è diminuito il turismo spagnolo, effetto della crisi e sono arrivati nuovi turisti cinesi, sono arrivati russi, sono arrivati turisti dall'est dell'Europa, ma soprattutto da questo Medio Oriente che grazie all'opera della SAVE porta un sacco di turisti, questo Medio Oriente, grazie alle linee aeree che sono state attivate ad hoc. Quindi insomma direi bello che l'aeroporto diventi un volano per il turismo. A mio modo di vedere l'aeroporto è il primo soggetto promotore di questa nostra città. Parlando con alcuni funzionari mi dicevano dell'importanza ad esempio dell'hub dell'aeroporto di Dubai come luogo di transito verso Venezia, una vera porta d'Oriente verso Venezia. Oramai Venezia guarda verso Oriente più che verso Occidente come facevamo una volta. Torniamo probabilmente alle origini e questo porta anche delle sfide agli albergatori di adattamento e di capacità di accoglienza che ci eravamo dimenticati. Prima fra tutti accogliere cittadini mediorientali di religione islamica è evidente una sfida, ma soprattutto una grande capacità da parte dell'albergatore di apprendere usi, costumi, abitudini, religioni di quei soggetti che vengono in hotel e sono suoi ospiti. Certo, no, ma in effetti catturare i grandi flussi turistici è un po' secondo me la scommessa del terzo millennio, perché tutti nel pianeta vivono di turismo, quasi tutti i paesi e anzi pare che l'Italia ne riesca a percepire pochi, ad attrarre pochi rispetto a quelli che in realtà potrebbe attirare. C'è la Spagna che ne sta aumentando molto. Potremmo attirarne molti di più a livello italiano. Venezia, la provincia di Venezia da sola rappresenta l'8% del turismo italiano, vale quanto un paio di regioni del meridione, tanto per chiarirci. Il Veneto rappresenta in Italia il 16% del turismo italiano. Se poi andiamo a vedere la macro regione europea, che è il nord-est, che comprende però anche l'Emilia Romagna, è la seconda regione turistica d'Europa dopo la Catalogna. Allora dobbiamo capire che questo è il vero nostro oro nero, tutti lo dicono ai convegni, poi alla fin fine però mancano le azioni propositive, le azioni esecutive per far sì che questo nostro turismo diventi veramente l'oro nero, il petrolio di questa nostra Italia. No, ma poi se sono raddoppiati i posti letto, voglio dire, sarà anche il caso di riempirli, perché poi i milioni di turisti che vengono a Venezia, la maggior parte di loro non viene per dormire, se ne va in giornata, no? Quindi la scommessa potrebbe essere quella. Il 70%, do un dato pressapochista evidentemente, ma che dà il senso, il 70% dei turisti che vengono a Venezia non dormono a Venezia ma dormono altrove e però contribuiscono al fatturato della città per il 30%, mentre quel 30% che dorme a Venezia contribuisce al fatturato turistico della città per il 70%. Questo indica che chi dorme a Venezia contribuisce di più alla vita della città dal punto di vista economico, perché prende il taxi, perché va ai musei, perché va al ristorante ed è un turista che va incentivato, coccolato. Purtroppo invece è l'unico turista che viene tassato, perché in questo momento esiste un'unica tassa sul turismo a Venezia che è la tassa di soggiorno. Certo, ma allora a questo proposito parliamo delle esigenze emergenti, perché se si capisce l'esigenza che c'è tra i turisti, che è cambiata, visto che sono cambiati i turisti, forse è più facile riuscire in qualche modo ad attrarli. La mia grande paura come direttore dell'associazione è quella che avvenga una grave crisi economica nei paesi che sono produttori di questi flussi turistici.
Gli americani ad esempio rappresentano il 16-17% del nostro mercato, però avendo una capacità di spesa molto importante, una propensione alla spesa molto importante, rappresentano il 25-30% del nostro fatturato turistico. Ecco, una crisi negli Stati Uniti metterebbe in fortissima difficoltà gli hotel veneziani. Allora il problema che mi pongo è come anticipare questi momenti di crisi. A mio modo di vedere bisogna essere attivi, promozionare in alcuni settori la nostra città. Faccio solo un esempio, è quello dei matrimoni. È quello anche di attrarre nuovi turisti da nuovi paesi che ancora adesso a Venezia non vengono, paesi che hanno una ricchezza in crescita importante. Ecco, bisogna andare in questi paesi. Ecco, infatti alle nostre spalle c'è una coppia di cinesi, no, che si sta sposando. Che sta sposando, ecco, ad esempio come associazione abbiamo preparato proprio un manuale ad uso dei nostri albergatori su come organizzare i matrimoni di persone che provengono da altri paesi o che hanno altre religioni. Sono numerosi i matrimoni, ad esempio, delle persone straniere ma di origine ebraica, di religione ebraica, che vengono a sposarsi nelle nostre antichissime sinagoghe a Venezia. Hanno cominciato ad aggiungere anche persone dal Medio Oriente che vogliono sposarsi a Venezia. Ricorderete tutti a San Clemente il grande matrimonio dei due magnati, dei figli di due magnati indiani, dove c'è stata una festa da 1000 e una notte. Ecco, quello è un settore secondo me in cui incanalarsi, ma anche poi tra l'altro è andare noi a proporre Venezia, a far conoscere Venezia in quei paesi che hanno un altissimo grado di sviluppo e che però in questo momento non ci mandano. Un esempio, il nostro vicepresidente, ad esempio, mi spiegava che recentemente si è aperto un nuovo canale con un paese ricchissimo che è il Kazakistan, che turisti non ce ne manda in questo momento. Proporre Venezia, dire venite a Venezia, sarete accolti dalle accoglienze veneziane, dai 5 Stelle che sono sempre più numerosi, sempre più qualitativamente adeguati, da ristoranti che sono famosi in tutto il mondo. Abbiamo numerose stelle Michelin, come ristoranti stelle Michelin nella città di Venezia. Ecco, questo secondo me è un'azione che va fatta proprio per prevenire quel momento di crisi che prima o poi arriverà, perché non sempre le economie dei paesi che ci forniscono turisti evidentemente sono in sviluppo, ci sarà anche un momento di recessione. Tra l'altro c'è anche un console a Marghera per il Kazakistan, no? Ci siamo incontrati, sì, ci siamo incontrati, ci siamo anche ripromessi di operare insieme. È vero. E come vi state attrezzando per queste nuove tipologie? Ecco, cioè voglio dire, queste sono le idee, no? Matrimoni, eccetera, ma state anche facendo qualcosa di concreto come albergatori e anche come operatori turistici in generale? Noi ovviamente siamo presenti nelle fiere, principali fiere, presentando il mondo degli alberghi veneziani. Dall'altro lato, ripeto, diamo gli strumenti agli albergatori affinché possano accogliere. Dopodiché operiamo attraverso la Regione Veneto. Esiste un consorzio, si chiama Promo Venezia. Questo consorzio è un consorzio inquadrato all'interno degli organismi regionali della promozione e si occupa proprio di quello di essere presenti in ogni fiera. Segnalo ad esempio l'importanza della partecipazione da parte della Regione Veneto e anche nostra attraverso il consorzio Promo Venezia alla fiera di Gramado in Brasile. Il Brasile è uno dei paesi emergenti. Il Brasile è un paese emergente, lo sanno tutti evidentemente, che sta crescendo a ritmi velocissimi, ma è anche uno dei paesi che sta cominciando a fornire turisti di altissimo livello anche alla nostra città, e quindi questo è il compito sostanzialmente che si è assunto l'associazione. Poi evidentemente ogni albergo si atteggia per ecco, ma questo diciamo per quanto riguarda la promozione, però voglio dire, i cinesi hanno delle esigenze ben precise, per esempio loro vogliono locali dove si può fumare, no? Voglio dire, gli arabi hanno altre esigenze, cioè ci sono noi su questo, ecco, ad esempio, dicevo prima, abbiamo dato delle specifiche direttive. Esiste un volume, un sorta di manuale che un albergatore può consultare per capire come. Poi facciamo anche dei corsi di interculturalità, quindi chi vuole può all'interno del suo hotel frequentare dei corsi, o perché no, possiamo anche intervenire all'interno dell'hotel per attrezzarlo in maniera idonea per attrarre turisti di altre religioni, di altri paesi. Abbiamo una novità quest'anno, abbiamo proprio entrata in consiglio direttivo dell'associazione un'albergatrice mestrina che è cinese, è proveniente da Shanghai, ha aperto un albergo qui a Mestre e lei ci sta proprio come consigliera dell'associazione, ci sta instradando, per cui adesso cominciamo ad avere rapporti con tour operator cinesi direttamente, non attraverso, come succedeva prima, agenzie tedesche che avevano contattato il tour operator cinese. Cominciamo ad avere un rapporto diretto, cominciamo a dialogare insieme a loro, cominciamo a cercare di far venire flussi di cinesi qui in Italia. Il turismo cinese è tra i turismi. Certo,
Caterina Ying, così si chiama la nostra consigliera, ci ha spiegato che noi dovremo attrezzare l'hotel. I cinesi vogliono ad esempio il bollitore in camera, vogliono poter, come hai detto lei, poter fumare, vogliono poter anche avere determinati servizi che possono sembrare assolutamente inutili, invece sono molto importanti. Faccio solo un esempio: non daremmo mai a un napoletano o a un italiano, voglio dire, in ogni caso superstizioso, la camera numero 17, non daremo mai a un cinese la camera numero 4, il colore giallo non è tra i più graditi perché è un colore che è associato alla viltà, l'indicazione, l'impostazione della camera deve essere fatta in una determinata maniera, chi ovviamente vorrà ospitare flussi importanti di questi turisti dovrà cominciare ad attrezzarsi. Beh, ci sarà anche lavoro per i ragazzi che studiano le lingue orientali, no? Sì, certo, come no. Ecco, ad esempio, questo è un altro cambio. Mentre nel 2000, nei primi anni del 2000, l'importanza dell'inglese era predominante, adesso cominciano a essere importanti e richiesti dagli hotel, al nostro dipartimento formativo, vengono chiesti dagli hotel corsi soprattutto di russo, corsi di cinese e corsi anche, adesso hanno cominciato a chiedere anche il portoghese, per l'appunto i brasiliani, per cui sempre più adesso cambia la geografia delle lingue anche, mentre una volta l'inglese era la quinae dialectos, voglio dire, per cui si parlava quello e andava bene, adesso bisogna anche saper parlare altre lingue, perché non tutti poi sanno l'inglese evidentemente. Certo. Allora, come ultima domanda, come sono cambiati i gusti, ne avevamo già parlato, ma soprattutto i gusti riguardanti la città d'arte, no? Perché Venezia soprattutto offre arte, quindi che tipo di esigenze hanno questi nuovi turisti emergenti rispetto all'arte della città? Beh, mi diceva il presidente dei musei civici che ad esempio la nostra curva in positivo dei brasiliani corrisponde a una curva in positivo dei musei civici. In realtà se noi andiamo a sovrapporre i dati dei nostri alberghi, vediamo che quando gli alberghi sono semivuoti i musei civici, quando gli alberghi sono pieni i musei civici. Posso dire tranquillamente che il turismo d'arte a Venezia si basa sul turismo pernottante, cioè chi dorme nei nostri hotel. Noi abbiamo anche degli accordi, tra le quali abbiamo cercato proprio quest'anno un primo accordo sperimentale che adesso replicheremo, di propagandare la Biennale all'interno dei nostri hotel, vendendo all'interno degli hotel i biglietti della Biennale scontati. Un accordo che abbiamo fatto col direttore della Biennale, per cui ci sono stati forniti biglietti sostanzialmente a metà prezzo e li abbiamo venduti al cliente, proprio incentivandolo ad andare alla Biennale. Però la Biennale non ha bisogno di essere incentivata in realtà, perché è talmente conosciuta, talmente importante, che genera da sola importantissimi flussi di turisti. Però ci sono molte mostre che magari non sono conosciute, che magari, ecco, su questo il nostro impegno è quello di cercare delle partnership proprio con chi è più debole, chi fa l'offerta culturale magari di alto livello, ma magari un po' più debole in termini di promozione, perché non ha la posizione come il Museo Correro o il Palazzo Ducale in Piazza San Marco, ecco, di propagandare, di far conoscere ai nostri clienti, ai nostri turisti, la programmazione di questa Venezia che magari non è di serie B ma è un po' più nascosta. Certo, un'ultima battuta sulla mobilità, visto che queste sono trasmissioni che questo è un problema, i veneziani cominceranno a odiare il turismo, abbiamo appena finito Carnevale, lì abbiamo alle nostre spalle una foto che indica una grande ressa sul ponte di Massa, sul Piazza San Marco, il ponte dei sospiri. Io capisco i veneziani, sono veneziano in primis, anch'io giro per la città e capisco le difficoltà nostre di veneziani a vivere e a convivere col turismo. Qui si tratta di organizzarlo. Allora, è una mia idea, ma in realtà sto prendendo l'idea dell'ex assessore D'Agostino del 2000 fatta per il grande giubileo. Bisogna bloccare il turismo pendolare, cioè di chi non dorme a Venezia, sulla gronda lagunare. 3 terminal, uno a Fusina, uno a San Giuliano, uno a Tessera, e poi si porta la gente via acqua. Quando poi la gente la porti via acqua, puoi farla sbarcare dove vuoi, puoi farla sbarcare alle Fondamente Nuove, puoi farla sbarcare a Castello. E in questa maniera si evita quello che è uno dei grandi problemi della mobilità veneziana, cioè l'incanalare tutto il turismo che arriva di qualsiasi
compreso quello anche di chi lavora e di chi ci vive in città, tutto su quel Canal Grande, sui 2 terminal della ferrovia e di Piazzale Roma. Così riusciremo a far capire ai veneziani che il turismo non è qualcosa di negativo, che il turismo è qualcosa con cui si può convivere, che il turismo non significa l'impossibilità di prendere la linea 1 di cui tanto si lamentano i nostri anziani, ad esempio, e che il turismo non è soltanto il fatto che qualcheduno incassa dei soldi, ma è un benessere collettivo per tutta la città.